Parole se ne sono veramente poche quando si sente che succede queste cose. Un abbraccio alla famiglia perché credo che sia insomma, impossibile a crederci e per la comunità è una perdita veramente immensa. Una comunità sotto shock, quella di Casier, che trova fatica le parole da dire. Michele Chiodetto, 56 anni, responsabile qualità alla Cadel di Santa Lucia di Piave, era uno dei figli più attivi e generosi del paese. Lascia la moglie e 2 figli, oltre ad un gruppo di amici e compaesani che lo ricorderà per sempre. Era collaborativo, gentile, buono, ma non perché è il caso che lo fa dire, ma proprio perché ci sentivamo veramente uniti per fare sempre qualcosa per la comunità, perché anche lui ci credeva ed eravamo veramente quasi settimana per settimana che ci sentivamo per tutto, insomma. Una passeggiata mattutina verso le 7:30 per godere del primo fresco a pochi metri da casa gli è costata la vita per un malore. L'uomo avrebbe accusato un dolore al petto prima di accasciarsi su una panchina della ciclopedonale che stava percorrendo a piedi. Non aveva cellulare né documenti, subito alcuni passanti hanno chiamato l'ambulanza, ma quando è arrivata per l'uomo era già troppo tardi. I carabinieri si sono fatti poi indicare le generalità da una passante che si recava al lavoro e lo ha riconosciuto. Collaborava con la parrocchia e con la Proloco, di cui era tesoriere, stava organizzando altre iniziative ed era sempre il primo a non mollare mai e incoraggiare i suoi amici. È una persona sempre positiva, sempre che ti diceva dai ti do una mano, sempre felice, sempre col sorriso sulla bocca, una persona direi splendida. E non ho parole per descrivere questa mancanza, è una persona che mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato una mano, mi ha detto dai che facciamo, non si è mai tirato indietro per niente. Una morte inspiegabile. Michele Chiodetto stava bene. La sera precedente era stato con amici in compagnia, nulla che facesse presagire la tragedia. Ora resta di lui il ricordo, l'esempio che ha dato, ma soprattutto la sua gioia. Il suo sorriso, la sua forza in ogni cosa che faceva, perché oltre alla famiglia e al lavoro si dedicava pienamente al volontariato, e il volontariato perde una persona grandissima secondo me per il territorio sia di Casier che di Dosson. Era sempre in compagnia, sempre alle porte di casa sua erano sempre aperte a tutti, agli amici, a chi gli voleva bene. Questo è Michele. Michele, le sempre nei nostri cuori.